L'ex di turno è Riccardo Rubinato, fino a dicembre giocava nella Megel, oggi da avversario nel Padova, com'è andata? Peccato, sono per me 2 punti che peseranno. Potevamo vincere, però alla fine un pareggio ci può stare. Loro sono venuti fuori, noi ci siamo difesi, portieri in movimento tutto il secondo tempo, è dura da difendere. Però alla fine dai, era 3 partite che perdavamo, un punto fa bene, la muoviamo questa classifica, fa morale, loro sono più avanti di noi, ci fa solo che bene. Ecco, tu avevi già debuttato qualche settimana fa, però questa sera grande prestazione direi. Sì, era un anno di inattività, i primi 6 mesi alla Major sono stati difficili perché un anno fermo, tanto peso ho guadagnato purtroppo, e invece adesso il mister mi sta dando fiducia e spero di averla ripagata oggi. Senti, il campionato del Padova a questo punto che significato ha? Beh, fare punti con quelle sopra, anche se è un pareggio, fa sempre bene. Adesso andiamo avanti, dai, insomma, era importante muoverla questa classifica, quindi andiamo avanti, partita per partita, poi si vedrà. Sei entrato anche nel tabellino dei marcatori perché è tiratore libero. Sì, era una settimana che lo provavo e non me l'aspettavo oggi, però quando il mister mi ha detto tira, mi ha detto fai come l'allenamento, mi sono sentito pronto e è andata bene, dai. Senti, anche a te la stessa domanda, cioè che campionato sarà da qui in avanti per il Padova? Guardiamo partita per partita, poi se le vinciamo tutte ben venga, ma per adesso andiamo avanti così, prima ci salviamo, prima possiamo guardare in avanti e divertirci. E poi diciamo che le big le avremo qui, e vedi i miti vicinali, e quindi il Padova a caccia di risultati di prestigio. Sì, diciamo che giocare in casa anche la Megel se l'è sudata e tutte quelle che verranno qua dovranno sudarsela perché qui in casa vogliamo vincere come è giusto che sia.